Bentrovati. Quando si mise in luce come leader politico nazionale, Matteo Renzi mi piaceva per il suo attivismo, la sua volontà di rompere i vecchi schemi, tagliando i ponti con la vecchia politica che in questi anni ha portato il Paese al livello che conosciamo. Ma purtroppo, lo devo dire, anche Renzi è una grande delusione. Anzi, Renzi si sta rivelando peggiore di altri politici perché è riuscito a creare un'immagine di sé positiva, ma che in realtà nasconde un imbroglio. Infatti, tra le sue enunciazioni quotidiane e la realtà dei veri fatti c'è un abisso. Qualche isola fa avevo paragonato Renzi ad un clone di Berlusconi, palantina sciolta, battuta da cabarettista consumato e poi anche un ex Boy Scout che in quest'Italia ancora imbevuta di clericalismo fa ancora il suo effetto. E quasi tutto il circo mediatico è a suo favore, carta stampata, televisione, anche una parte del web sono ai suoi piedi. E mentre chi non ha portato il cervello all'ammasso si è accorto della vera natura del caimano, del quale vale l'adagio se lo conosci lo eviti, Renzi è ancora amato ed ha ancora un consenso popolare molto alto. Purtroppo le batoste politiche del passato non ci hanno vaccinato contro i pifferai magici, come dimostra anche l'alto gradimento popolare del presidente napolitano. Il suo è un consenso meritato? Io penso proprio di no. Specialmente negli ultimi anni non mi pare sia stato un presidente super partes come impone la Costituzione. Di fatto, Napolitano è l'uomo che gestisce la politica del paese. I governi dei grandi inciuci Motta, Letta e Monti, Letta e quello attuale di Renzi sono opera totalmente sua e tutto questo va contro la nostra Costituzione. Sulle modifiche costituzionali e su altre riforme si è pronunciato quando il Parlamento stava discutendo. La regola sacra è che quando il Parlamento discute, il Presidente tace. Così come netto deve essere il confine tra il Presidente della Repubblica e il Governo e che, come tutti sanno, così non è. E poi ecco due esempi su tanti che ci danno l'esatta cifra della personalità politica di Napolitano. Il primo, il 18 gennaio del 2010 Napolitano ha inviato alla vedova di Bettino Craxi una lunga lettera nella quale veniva evidenziato le grandi qualità di statista del leader socialista, chiudendola con «È un fatto che il peso della responsabilità per i fenomeni degenerativi ammessi e denunciati in termini generali e politici dal leader socialista era caduto con durezza senza uguali sulla sua persona». Praticamente, per tradurre con un linguaggio più umano e comprensibile, Napolitano ha scritto che Craxi è stato vittima di alcuni magistrati che si sono accaniti contro la sua persona. Una posizione inconcepibile. Craxi è stato condannato perché ha preso delle tangenti per sé e per il suo partito, fuggendo poi all'estero per non finire in galera, morendo da latitante in Tunisia. Questa è la storia che raccontano i fatti. Secondo esempio, ne avevo già parlato dettagliatamente nell'Isola dello scorso 27 febbraio, quando Renzi salì al Quirinale da Napolitano per presentare la lista dei ministri del suo nuovo governo. Come ministro della giustizia era inserito il nome del magistrato antimafia Nicola Gratteri. Le ricostruzioni giornalistiche di allora dicevano che fu Napolitano a bloccare quella nomina. Ma qualche giorno fa, durante un convegno nell'isola di Ponza, Gratteri ha fatto chiarezza su questo episodio con una dichiarazione importante. Un minuto prima che Renzi entrasse nella stanza del Presidente della Repubblica mi era stato detto che sarei diventato Ministro della Giustizia. Nella lista con i 16 nomi in cui Renzi si è presentato da Napolitano c'era anche il mio. Poi là dentro non so cosa sia successo. Credo che il Presidente della Repubblica non abbia voluto che diventassi ministro, ma il vero motivo non lo so. Serve ricordare che quando gli emissari di Renzi chiesero a Gratteri se fosse stato disponibile a diventare ministro guardasigilli, il magistrato rispose «accetto se mi date carta bianca». Per cui è verosimile che quando accettò l'incarico Renzi gli garantì il massimo d'autonomia. Un ministro della giustizia come Gratteri avrebbe potuto risolvere i problemi della corruzione ormai endemica nel paese, combattuto la mafia con più determinazione, accorciato i tempi dei processi, avrebbe chiuso con una giustizia forte con i deboli e deboli con i forti, come tanto piace alla casta padrona. Insomma, sarebbe stato l'uomo giusto al posto giusto che avrebbe potuto risolvere gli annosi problemi che affliggono la giustizia in Italia, ma forse
e sottolineo forse, è proprio questo che a Napolitano non piace. Oppure Gratteri non è gradito qualche capo politico, magari residente ad Arcore, e Napolitano lo ha esaudito. Altre risposte non me le so dare. Meditiamo su questi fatti e poi valutiamo se davvero Napolitano merita il gradimento popolare di cui gode. Ci rivediamo giovedì prossimo.